La quarta ondata di calore è già qui. L'allarme regionale di allerta gialla per le alte temperature previste nei prossimi giorni è di massima attenzione sia per il caldo che anche per i possibili temporali locali molto intensi. La temperatura media regionale è superiore ai 23 gradi. Il picco arriverà il fine settimana, con temperature massime di 40 gradi e minime tra i 25 e i 26 gradi. In montagna raggiungeremo gli 8-9 gradi superiori alla media. È chiaro che con queste temperature quello che viene richiesto è un'attenzione, soprattutto per le fasce orarie dove c'è maggior calore e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Nel Trevigiano attese temperature superiori ai 39 gradi. I valori massimi della temperatura sono in crescita, sono evidenti, si porteranno velocemente a 37-38 gradi, forse 39 questo fine settimana e i primissimi giorni della prossima, però questa ondata di calore durerà almeno per tutta la prima decade di agosto. Chi sperava in una tregua è destinato a restare deluso. Il caldo africano non mollerà e si preannunciano grandi problemi anche per il sonno. Le notti saranno infatti con valori minimi molto alti. Non scenderemo nelle 24 ore, mai al di sotto dei 20 gradi. Questo ci porta a dire che avremo prolungate notti tropicali, anzi in diversi giorni non scenderà mai al di sotto la temperatura di 25 gradi, quindi avremo notti super tropicali. Insomma, non è una bella situazione. Ma oltre ai problemi per la popolazione, specie quella più fragile, è anche l'ambiente a risentirne. Manca l'acqua, già da molti giorni, da molte settimane piove poco, i temporali che localmente avvengono fanno più danni che altro, mancano molte precipitazioni sui rilievi, sulle montagne e lì sono un serbatoio anche per l'acqua in pianura, quindi questo è un altro problema, ripeto, preoccupante. Non piove e non pioverà almeno per diversi giorni, salvo qualche temporale cosiddetto di bel tempo, di calore, che ripeto non risolve nulla.